Buonasera, io mi chiamo Nicola Perniciaro, voi? Io sono Tombe. Vi trovate a Mezzuso come visitatori, come turisti, come ospiti? Sì. E ospiti di chi, se è possibile? Siamo ospiti di Dottor Lillo. Lillo Piscitello, Nostro cugino, diglielo. Nostro cugino. È la prima volta che venite a Mezzoiuso? Sì, questa è la prima volta. Ne avevate sentito parlare oppure no? Ho sentito parlare per anni, però Ma questa è la prima volta che ho avuto l'occasione. vi è piaciuto? Non so, vi è piaciuto? Per adesso siamo arrivati da poco. Cominciano a respirare la Dottore Piscitello, si mette anche là per favore, così lei invece di parlare di traverso parli di... Nicola, Sì, Nicola, adesso mi vedi? sì, sì. I nostri cugini cominciano a respirare l'atmosfera ed entrare nel clima di Mezzoiuso. È una cosa, dottore Piscitello, mi scusi, Sono non è... qua Sì. da appena mezz'ora, e quindi però già hanno cominciato con i rapporti interpersonali. Non è che lei, dottore, io quando intervisto dico di lei, non è che ha invogliato queste signore a essere partigiani latino o partigiano greci? No, latino, cioè tu dici per questa parrocchia o per quell'altra? Per quelle parrocchie voi che dico. No, liberamente, devi fare liberamente. Io sono il rito greco. Per tutte e due. Io sono il rito greco, per noi il migliore è il rito greco, poi sta a voi a decidere, però vi consiglio, per me è il migliore il rito greco. Va bene, loro ancora hanno pochi elementi. Nicola, scusami, Sì. hai fatto la domanda un pochettino prematura, perché loro hanno pochi elementi per decidere. Mi segui? Sì. Sicuramente hanno pochi elementi per decidere se appartenere a questa parrocchia. Ma io... Adesso chiudiamo l'intervista e io li informo ulteriormente sulle differenze fra i due riti, sulle caratteristiche, e poi loro potranno decidere. Però io voglio dire che io scherzavo a parte, Mezzoiuso è l'importanza di Mezzoiuso. È il paese ospitale Esatto. Sì, che tu possa incontrare. il Mezzoiuso si distingue dai paesi vicini per la peculiarità dei due riti, quindi sono importanti tutte e due. Io ti auguro una buona permanenza a Mezzoiuso e tanti auguri a te e alla tua famiglia. Grazie Nicola, ciao, grazie. Noi titoleremo questo Amici di Lillo a Mezzoiuso.